Tutti conoscono la storia di Odissea, re di Itaca, uno degli eroi della guerra di Troia. Ma chi conosce davvero la storia del suo cane, Argo? Qual è stata la sua Odissea? Cosa passa per la testa di un cane? Quali sono i suoi pensieri? Qual è la realtà che lo circonda? Cosa prova esattamente? Forse non lo sapremo mai con certezza. Non ci resta che provare a metterci nella parte del cane e scoprire la straordinaria storia d'amore vissuta con il suo padrone Odisseo. La vita è una guerra per tutti. Leggete l'Odissea di Argo.